250 professionisti sanitari e sociosanitari, 150 badanti, una cinquantina di infermieri, 45 medici di medicina generale. Pensate a questi numeri con il segno meno davanti per avere la fotografia della condizione di una provincia che più che altrove amplifica il disagio del vivere in montagna. Una situazione drammatica per la CISL di Belluno Treviso, che oggi sul tema della sanità ha lanciato una proposta. Non abbiamo bisogno di un altro tavolo, abbiamo bisogno del tavolo bellunese per coordinarsi e superare lo scollamento che esiste sul territorio. Un tavolo interistituzionale senza la Regione, convitato di pietra, a cui spetta per legge la programmazione della sanità e contro cui la montagna, dalla riorganizzazione delle ULSS in poi, ha puntato il dito. Noi pensiamo che innanzitutto serva una presa di coscienza, di consapevolezza del territorio bellunese, delle proprie capacità, delle proprie potenzialità, e che i livelli istituzionali agiscano poi nei livelli superiori per portare a termine quei provvedimenti che siano necessari al territorio. Per la CISL, oltre ad avere più medici e personale sanitario, è urgente rafforzare l'assistenza territoriale, rivedere l'organizzazione della medicina generale e pediatrica, mettere in sicurezza gli ospedali, fare realmente case della comunità e ospedali di comunità, difendere le eccellenze di un territorio per il quale devono essere messi in campo tutti gli sforzi per renderlo più attrattivo. Indubbiamente c'è un elemento discriminante, se vogliamo, ed è la carenza di infrastrutture del territorio che rende tutto più difficile, tutto più complicato. Io credo che sia una situazione complessa. Si parla di professioni che si prendono cura delle persone, okay? E quindi credo che mettersi tutti insieme per tentare di trovare una soluzione rendendo più attrattiva la professione e il territorio sia la cosa giusta da fare. Ai cittadini la richiesta di sottoscrivere proposte e obiettivi presenti nel documento è a sostenere con forza la sanità pubblica e universale. Qui servono paletti chiari su quali sono le competenze del pubblico e quali sono le competenze del privato. Meno sanità privata, più sanità pubblica a tutela di tutti.